Primo appuntamento per comitati e manifestanti ai giardinetti di Via Piave. È un monopoli della speculazione, l'accusa, il gioco che sta conducendo il grande mattatore, il sindaco Luigi Brugnaro. Taglio del nastro in Via Camarcello, ma la macchina di nuovi alberghi non si ferma. A dire no sono in 200 che da Via Piave partono in corteo nella serata di mercoledì. Che la città, i cittadini, l'abitare vengono prima delle speculazioni edilizie, che la monocultura del turismo non può portare nessun tipo di ricchezza. Questa città non è un albergo, scrivono i manifestanti, 200 persone, a grandi lettere sullo striscione che inaugura il corteo che attraversa luoghi simbolo. Siamo stufi di cemento, siamo stufi di alberghi, siamo stufi di centri commerciali. La città deve vivere i propri spazi e deve essere offerta alla città perché i cittadini non sono in vendita. Con tutti questi alberghi gli affitti cominceranno ad aumentare e come i cittadini di Venezia anche i mestrini cominciano a capire che dovranno andare via dai luoghi dove vivono. Noi non siamo in vendita, vogliamo che i nostri spazi ritornino alla nostra città. Tappa finale il complesso di Via Camarcello, pronto per l'inaugurazione ufficiale. Mestre, sembra che Mestre sia l'unica sua possibilità, sia colate di cemento, nuovi ostelli, nuovi hotel, portare migliaia di turisti che poi di fatto non andranno a vedere Piazza Ferretto, la zona industriale, ma si riverseranno sul centro storico, congestionandolo definitivamente, e questa è una battaglia che non possiamo perdere. Nessuna intenzione di mollare la presa, un braccio di ferro destinato a continuare.